Vittoria in rimonte dal sapore speciale per la Pro Favara contro il Forte Salemi. I gialloblu sono a 2 soli punti dalla vetta e domenica andranno a sfidare a Palermo la capolista Sporting Arenella. Primo tempo di sofferenza per i locali che dopo un paio di iniziative di Cusumano lasciano campo e gioco ai giallorossi. Loretta salva la Pro Favara su Cacciatore e Catalano. Alla mezz'ora il Salemi passa con il bomber Calia, quinto centro stagionale. Al 43esimo i padroni di casa reclamano un calcio di rigore, Miliotto cade in aria ma l'arbitro lascia proseguire. Veementi le proteste anche della panchina della Pro Favara e ne fa le spese il dirigente Castronovo espulso. Nella ripresa la squadra di Crescenzo domina la scena, grazie anche alla presenza in campo di Zambito. Fanara su punizione sfiora il pareggio. Ancora Fanara di testa impegna severamente il portiere ospite Lo Jacomo. Al 65esimo è pari, realizza Zambito. Soltanto nel finale la Pro Favara conquista la vittoria, ancora Zambito regala 3 punti ai favaresi. A fine partita Alessandra Latona ha intervistato i 2 allenatori, Ignazio Crescenzo della Pro Favara e Vito De Simone del Salemi. Che sapore ha questa vittoria ottenuta davanti al proprio pubblico? Si gioca per la vittoria, quindi il sapore ci sta tutto, anche perché i ragazzi nel primo tempo erano un po' contratti, poi hanno capito le difficoltà, eravamo sotto di un gol e il sapore è doppio, rimontare una partita di 1-0 a 2-1. Dal punto di vista tecnico che partita è stata? Una buona partita, spero che il pubblico si sia divertito, loro hanno avuto anche nel primo tempo diverse azioni da gol, noi nel secondo tempo altrettanto, quindi per il pubblico che vede la partita, vedere tutte queste azioni è bello. Vito De Simone, allenatore del Salemi, che cosa è mancata oggi alla vostra formazione per ottenere un risultato positivo? Sicuramente la partita l'abbiamo compromessa nel primo tempo perché abbiamo avuto 2 o 3 situazioni proprio davanti alla porta dove poter fare il 2-0 e anche il 3-0, insomma sarebbe stata chiusa, invece non ci siamo riusciti, l'abbiamo tenuta aperta fino alla fine e poi è normale. Secondo tempo il Favara si è giocato il tutto per tutto, sono venuti tutti avanti, con i cambi che hanno fatto, gli attaccanti che hanno messo, hanno iniziato a buttare i palloni lunghi là dentro, quindi le mischie, le cose, purtroppo è andata così, però dal punto di vista dell'impegno e tutto penso che i ragazzi hanno dato l'anima, poi purtroppo abbiamo assistito a delle scene insomma, che non c'entrano niente col calcio, specialmente in una città come Favara, insomma, io qua sono venuto tante volte a giocare, sempre stato un pubblico corretto, ambiente anche sprecato secondo me per queste categorie e quando succedono queste cose insomma non è brutto, per colpa di qualcuno penso che perde la faccia un po' tutta la città. L'arbitro si è lasciato un po' condizionare da tutto quello che è successo e alla fine insomma abbiamo perso.